Buongiorno e benvenuti a tutti nella Chiesa di Udine. È sempre un piacere trovarci insieme per rallegrarci nel Signore, per lodarlo, per benedirlo, Signore. Questo è lo scopo per cui stamattina siamo insieme per dare proprio gloria al nostro Dio. Celebriamolo tutti insieme, cantiamo e preghiamo insieme, diamo a Lui la lode che gli spetta. Abbiamo un Dio grande, un Dio che si fa trovare da chiunque lo cerca, un Dio che ci vuole, ci aspetta e ci vuole dire che è pronto per accoglierci a chiunque veramente lo cerca con cuore sincero. E vogliamo cominciare questo culto di questa mattina con un canto e cantiamo proprio dal nostro cuore, con gioia, cantiamo al nostro Dio. Prego, cantiamo. Con gioia al nostro Dio, cantiamo con gioia al nostro Dio, cantiamo con gioia al nostro Dio, cantiamo con Signore, i nostri cuori radita a te, Signore, questa mattina. Ti benediciamo ancora per Cristo Gesù. Amen. Volevo condividere con voi questa mattina il Salmo 30. È un salmo di Davide, un salmo dove Davide appunto vuole esaltare il Signore per le grandi liberazioni che ha operato nella sua vita. Leggiamolo insieme. Io ti esalto, o Signore, perché mi hai portato in alto e non hai permesso che i miei nemici si rallegrassero di me. O Signore Dio mio, io ho gridato a te e tu mi hai guarito. O Signore, tu hai fatto risalire l'anima mia dal soggiorno dei morti. Tu mi hai ridato la vita perché io non scendessi nella tomba. Salmeggiate al Signore voi suoi fedeli, celebrate la sua santità, perché l'ira sua è solo per un momento, ma la sua benevolenza è per tutta la vita. La sera ci accompagna il pianto, ma la mattina viene la gioia. Quanto a me, nella mia prosperità dicevo, non sarò mai smosso. O Signore, per la tua benevolenza avevi reso forte il mio monte. Tu nascondesti il tuo volto e io rimasi smarrito. Ho gridato a te, o Signore. Ho supplicato il Signore dicendo: che profitto avrai dal mio sangue se io scendo nella tomba? Potrebbe la polvere celebrarti, predicare la tua verità? Ascolta, o Signore, e abbi pietà di me. O Signore, sì, tu sei stato il mio aiuto. Tu hai mutato il mio dolore in danza. Hai sciolto il mio cilicio e mi hai rivestito di gioia, perché io possa salmeggiare a te senza mai tacere. O Signore mio Dio, io ti celebrerò per sempre. Parole molto profonde del salmista Davide. Davide è un uomo secondo il cuore di Dio, come è definito dalla parola stessa. Davide, dicevamo, esorta Dio per le liberazioni che aveva operato a suo favore e esorta anche noi stamattina a lodarlo, a confidare in Lui. Questo, quante volte il Signore è intervenuto nella tua vita, nella mia vita, quanti prodigi ha operato, quante liberazioni, quando siamo in momenti difficili, quando siamo nell'angoscia, anche noi abbiamo gridato a Lui e tutte le volte che noi abbiamo gridato a Lui siamo stati liberati. Certo, siamo liberati nei tempi e nei modi che Lui decide di fare, perché è questo che il Signore è sovrano. Il Signore è sovrano, ma il Signore gradisce che noi lo invochiamo, gradisce che gridiamo a Lui, ma gradisce soprattutto che ci fidiamo di Lui, che confidiamo in Lui. E Davide è proprio un esempio di come lui ha sempre confidato nel Signore, anche se ci sono stati nella vita di Davide dei momenti in cui
si è sentito scoraggiato, abbandonato, ma il Signore non lo ha mai abbandonato, come leggiamo nella sua parola. Quindi vogliamo questa mattina continuare a benedire il nostro Dio e diciamo benedetto il nome del Signore. Cantiamo insieme. Tu doni e porti via, tu doni e porti via, per sempre sceglierò di benedire te. Tu doni e porti via, tu doni e porti via, per sempre sceglierò di benedire te. Benedetto il nome del Signore, lode al nome tuo. Benedetto il nome del Signore, il glorioso nome di Gesù. Benedetto il nome del Signore, lode al nome tuo. Benedetto il nome del Signore, il glorioso nome di Gesù. Ora vogliamo insieme come comunità ripassare un tempo insieme di preghiera, invocando in preghiera il nostro Signore e benedicendo il suo santo nome come abbiamo cantato. Preghiamo insieme. Signore, questa mattina ti adoriamo perché, come abbiamo letto nel Salmo, ci hai portati in alto. Ci hai elevati, Signore, e ci hai portati davanti a te, davanti al trono della grazia, quel trono sul quale il Dio della creazione governa, regna, si muove e interagisce con tutto ciò che ha creato. E oggi noi possiamo avere questa interazione con te attraverso la grazia del Signore Gesù che ci ha riconciliati a te. Questa mattina ti adoriamo, Signore, non solo come singoli, ma come popolo, alleati da una fede comune, alleati da... La tua pietà di noi e di darci la tua vita, la tua mente, Signore, per poterti onorare, Signore, con tutto noi stessi. Sei sempre tu che ci rigenera, Signore, e ci ricostituisce, Signore, nella posizione che tu desideri, Signore. Voglio darti l'opera che cominci nelle vite, Signore, e porterai a compimento. Questo io ti oro nel nome di Gesù. Amen. Signore caro Padre, grazie perché tu continui a essere benevole nei nostri confronti, Padre. Grazie perché sei l'unico Dio, misericordioso, con potenza e con forza. Tu ami i tuoi figli, Signore. Noi ci sentiamo privilegiati dal tuo grande amore, Padre. Tu sei l'unica cosa che veramente permette al nostro cuore di essere sempre felice, perché sappiamo in chi stiamo credendo, sappiamo con chi andremo, Signore. Noi per questo siamo qui a lodarti e a ringraziarti per tutte le tue benedizioni, Padre Santo, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Io ti voglio ringraziare, Padre,
in questo mondo perverso, in questo mondo in cui ognuno si sente libero di fare ciò che vuole. Tu sei il nostro faro, tu sei la nostra roccia e noi ci aggrappiamo a te. Noi abbiamo in te la nostra sicurezza, noi abbiamo in te il nostro unico Dio. Fa che non ci siano idoli, Padre, fa che non ci siano distrazioni da te, dalla tua luce, dalla tua guida. Guida i nostri figli. Io ti ringrazio, Padre, per come ci raccogli, per come ci riunisci, per come ci fai sentire uno in te. Nonostante i momenti di difficoltà, nonostante i momenti di prostrazione, di sofferenza, di solitudine, nonostante, Padre, questo mondo tenti di accecarci, il nemico tenti di strapparci via come un mare in tempesta da te. Ma tu, Padre, no, tu ci tieni stretti, tu ci ami di un amore profondo, di una pace. Ci dai un amore e una pace che il mondo non può capire, che il mondo non potrà mai capire. Ciechi in un mondo di ciechi che cercano soltanto una libertà, ma una libertà vana, una libertà che prigionia, catene che ogni momento tante, troppe persone continuano a forgiare per se stesse. Grazie, Padre, per la vera libertà che ci doni. Grazie, Padre, per il tuo amore. Lode a te, Padre, lode al nome di Gesù, che si è immolato per noi sulla croce, che ha preso su di sé tutti i nostri peccati, passati, presenti, futuri. Lode in eterno a te, Padre, l'unico Dio. Amen. Amen. Padre, grazie per la libertà che abbiamo di venire a te, Signore, di essere alla tua presenza, per l'opera del Signore Gesù, Signore. Grazie perché ci hai liberati dalla schiavitù del peccato, ci hai redenti e ora possiamo venire direttamente al trono della tua grazia per quell'opera, Signore, che hai compiuto, Signore, che vuoi offrire, Signore, a chiunque crede in quel sacrificio, a chiunque crede in te, Signore. Benedetto è il tuo nome, Signore. Ti adoriamo ancora e ti benediciamo nel nome di Gesù. Amen. C'è un versetto che mentre leggevo questo salmo è un salmo sicuramente dove Davide apre il suo cuore, però al versetto 6 lui dice una cosa: quanto a me, nella mia prosperità, dicevo, non sarò mai smosso. A volte succede che anche noi possiamo commettere l'errore di confidare in noi stessi, di confidare nelle nostre forze. E quando facciamo questo non funziona. Non funziona. Davide dice: «O Signore, per la tua benevolenza avevi reso forte il mio monte. Tu nascondesti il tuo volto e io rimasi smarrito». Quando ha cercato di confidare Davide sulle proprie forze, dice: tu hai nascosto il mio volto e sono rimasto smarrito. Non possiamo, il Signore ci invita non a confidare in noi stessi, ma a confidare in Lui. Però Davide grida al Signore, il Signore è subito pronto lì a riaccoglierci, a confortarci, a consolarci e a risollevarci, e a liberare una liberazione totale in cui solo in Lui possiamo avere. Difatti dice al versetto 8: ho gridato a te, o Signore, ho supplicato il Signore dicendo: che profitto avrai dal mio sangue se io scendo nella tomba? Potrebbe la polvere celebrarti, predicare la tua verità? Ascolta, o Signore, abbi pietà di me, o Signore,
sii tu il mio aiuto. Ecco che quando gridiamo a Lui, quando invochiamo il suo nome, quando ci pentiamo di aver confidato nelle nostre capacità e gridiamo a Lui, il Signore è pronto a liberarci, il Signore è pronto a intervenire nelle nostre vite e a darci quello che è bene per noi, perché il Signore vuole per noi il meglio. Il Signore vuole darci la libertà, ma quella libertà vera, quella libertà che solo Lui ci può dare. Quindi siamo riconoscenti al Signore per la libertà che ci dà in Cristo, siamo riconoscenti per la libertà che ci dà di poterlo adorare, siamo tutti qui per liberamente possiamo leggere la sua parola, liberamente possiamo riunirci insieme in un contesto dove possiamo farlo, ma ci sono dei contesti dove la gente, i nostri fratelli si devono nascondere, si riuniscono in posti dove non li possono trovare, sono perseguitati e noi invece abbiamo questa libertà, siamo riconoscenti per la libertà che il Signore ci dà proprio in Cristo Gesù. Cosa possiamo dire al Signore? Grazie, veramente grazie con tutto il cuore, perché Lui è in mezzo a noi ed è degno di essere adorato e di essere innalzato. La libertà più grande che ci ha dato è la libertà dalla schiavitù del peccato. Libertà che è vera libertà, non la libertà che intende il mondo di fare ciò che ci pare, ciò che vogliamo. Non è questa la libertà che il Signore ci dà. Ci dà la libertà di un'eredità futura, ci dà la libertà di sapere dove stiamo andando, ci dà la libertà di vivere in pace, nonostante in mezzo a noi ci siano battaglie, guerre. Il nemico vuole che noi siamo preoccupati, vuole che noi perdiamo la fiducia nel Signore, ma il Signore è sempre accanto a noi, non perdiamo mai questa fiducia. Confidiamo in Lui come questo Salmo ci invita a confidare. E ora volevo dare la parola al fratello Gaetano, che ci porterà ciò che il Signore gli ha messo in cuore e possiamo ancora essere edificati e incoraggiati dalla parola di Dio. Buongiorno. Se mi metto a gridare troppo me lo dici, perché sono senza apparecchi, capito? Quindi non ho la misura della voce, ok? Vabbè. Oggi sono venuto con la giacca, si vede? Penso che l'ho messa dopo 15-20 anni. Penso. Complimenti perché non hai perso. Certo. Se ti va, No, tranne le occasioni quelle principali, matrimoni, celebrazione, presentazione di bambini, poi per il resto è meglio essere uno fra i tanti. Bene, io vi ho pensato, fra le tante cose, oggi non dovevo essere qui, quindi è una cosa all'ultimo momento, ma possiamo lo stesso avere un bel momento nella scrittura, perché il Signore ha una ricchezza straordinaria e tante volte mi capita di riflettere sugli stessi testi e trovo cose che non avevo mai visto. E questo è perché è la scrittura del Signore, perché se fosse qualche altra cosa, già quando studi 2 volte un brano di storia comune scopri delle cose che non avevi visto, però per questo magari ci ripetiamo. Parliamo di qualcosa di interessante per noi. Da una parte parliamo di ancoraggi e dall'altra parte di capitalizzazione delle esperienze. A proposito di ancoraggi, noi ne abbiamo uno fondamentale che è scritto in Ebrei 6:19
è che Cristo è la nostra ancora che parte da noi, arriva al cielo e noi abbiamo questa fune, questo legame, questo aggancio e che non ci lascia più. E meno male che dipende da Lui. È come una... Voi pensate quei transatlantici, a vederli sono enormi, se poi vi ci trovate sotto come mi ci sono trovato vicino al porto di Messina, sono delle montagne davanti a voi. Eppure chi non li manda alla deriva sono le ancore. E c'è sempre un'ancora principale, una fondamentale. E noi abbiamo un'ancora. Il Signore ci ha dato questa ancora. E dal momento in cui noi conosciamo il Signore, questa ancora ci aggancia alla vita eterna e il Signore ci accompagna in tutto questo cammino. Però, strada facendo, abbiamo bisogno di ancoraggi. Cosa sono gli ancoraggi? Sono quei segni di riconoscimento. Ora, vabbè, questione di pandemia, non possiamo farlo, ma immaginatevi che io, siccome lui mi conosce un pochettino, questo fratello qui, mentre lui guarda, diciamo, suo figlio o la sua signora, dall'altra parte io ci vado dietro e gli muro gli occhi. Sapete questo gioco? Chi sono? E lo fanno i bambini. E questo è qualcosa che, questo significa che nella persona che noi diciamo chi sei, abbiamo lasciato qualche segno, qualche momento particolare e questo fa un ancoraggio e noi siamo anche ancorati alla persona perché quando tu dici chi sei, aspettiamo che l'altro ci riconosce. Ci aspettiamo che l'altro sa chi siamo, perché c'è stato qualcosa che si è lasciato reciprocamente. Altri ancoraggi sono quelli che in particolare le madri lasciano ai figli quando questi bambini, quando da bambini si comincia ad andare lontano dalle madri e il bambino si smarrisce, un po' come il volto che il Signore ha tolto davanti a Davide, e allora la madre basta che dà la voce, che fa un piccolo rumore e il bambino si tranquillizza. Le angosce del bambino o della bambina si abbassano automaticamente perché sente la relazione, il legame di questo ancoraggio. Ora il Signore nella vita spirituale ha fatto le stesse cose. Noi li viviamo in automatico, però volevo farvi vedere due testi e il modo come il Signore ha lavorato affinché i Suoi discepoli potessero diventare apostoli e potessero avere un Dio che non è visibile e soprattutto essere davanti a Cristo che se ne sale in cielo, no? E rimangono lì e sarebbero rimasti lì fino adesso se non c'era un angelo o due angeli che dice oh ma che fate qua? Lui non c'è, tornerà. Adesso proseguite, andate avanti. E la cosa spettacolare è che il Signore ha creato dentro i Suoi discepoli questi ancoraggi affinché la Sua presenza sia sempre con i discepoli. Prima sono discepoli, poi diventano apostoli. Prima seguono il Maestro, poi sono i mandati. Prima nasciamo, siamo bambini e poi diventiamo maturi perché c'è la vita davanti a noi. Delle persone che non hanno gli ancoraggi ben elaborati sono quelli che hanno bisogno di papà e della mamma per tutta la vita. Ora, si rimane papà e mamma tutta la vita, ma avere bisogno per andare avanti del papà e della mamma tutta la vita non è normale. Che ci sia la sua loro presenza va bene, ma essere lì, attaccati alla gonna della madre o al pantalone del papà, come si dice, o alla giacca del papà, non
non è buono. Significa che è una persona che ha difficoltà a muoversi nella vita, perché è smarrito. È smarrito perché non sono stati dati le giuste sicurezze, i buoni ancoraggi. Quindi il Signore fa, dal punto di vista della nostra vita spirituale, noi c'è un momento in cui incontriamo il Signore, in cui decidiamo di seguire il Signore, ma il Signore lavora dentro di noi affinché noi possiamo andare avanti, come si dice, per fede, senza smarrirci. Perché in fin dei conti, guardate che noi abbiamo a che fare con l'invisibile. E Gesù, quando dopo la questione di Tommaso, dà una beatitudine che loro non se la sono potuti godere. Non so se l'avete mai notato questo. Beati coloro che crederanno senza avere visto. Bravo Tommaso, tu adesso credi perché hai visto, perché hai messo le mani, Però era un kinestetico Tommaso. Però adesso da quella beatitudine, e la prima volta che ho letto questo verso ho detto, però a me sarebbe piaciuto essere col Signore e dire, oh, sei tu. Però lo stesso Signore ha fatto in modo che noi possiamo credere in modo completo, in modo totale, perché Lui lavora in noi per mettere questi ancoraggi. E collegato a questo è molto importante che noi possiamo capitalizzare le esperienze. Non è ho fatto un'esperienza giro pagina, ho fatto un'esperienza giro pagina, ho fatto un'esperienza giro pagina, ho fatto un'esperienza giro pagina. No. C'è una memoria che ci costruisce, c'è una memoria dentro di noi e questa memoria noi ce l'abbiamo affinché possa darci le basi della nostra riflessione, delle nostre fondamenta per poter andare avanti, per sviluppare la nostra saggezza, per sviluppare il nostro discernimento, per sviluppare e capire chi siamo, per sviluppare e capire che direzione dobbiamo prendere, dove andare. Quando uno gira la vita in questo modo, una pagina dopo l'altra, non capitalizza niente. Le giornate scorrono come un fiume e noi non sappiamo manco com'è il sapore dell'acqua. Abbiamo bisogno di assaggiare il sapore dell'acqua per dire questo fiume non è inquinato. Posso stare vicino a questo fiume, oppure me ne posso andare. Solo a guardare certi fiumi. Una volta mi trovavo al mare a Milazzo e c'era un'ondata che veniva dalle isole, si vede che avevano scaricato dell'immondizia proprio sul mare, e vedevi arrivare questa macchia di immondizia, e non vi dico quello che c'era perché siamo fra persone, e che arrivava, e la prima cosa che ho detto ai miei figli, ragazzi, usciamo fuori, perché non era più un'acqua dove si poteva stare per farsi il bagno. C'era l'acqua una delle acque più limpide di tutta l'Italia, ma in quel momento era una delle acque che faceva più schifo di tutta l'Italia. Abbiamo bisogno di riflettere su quello che viviamo, giorno dopo giorno. Io non dico di restare 10 ore così, ma tirare un po' ogni tanto una linea e verificare, riflettere, pensare, confrontarsi. L'altra volta ho parlato qui da voi con dei discepoli di Emmaus che si stavano confrontando, era successo qualcosa, stavano cercando di capire e poi erano pronti a riconoscere Gesù quando il Signore gli ha dato ancora un ancoraggio, ha usato un ancoraggio, ha spezzato il pane e loro l'avevano visto già altre volte. L'hanno riconosciuto e sono partiti, sono scappati a dare una buona notizia perché gli altri stavano parlando della stessa notizia, penso che vi ricordate. Quindi i testi che volevo parlare io, se vuoi mandare l'immagine, sono le 2 pesche miracolose. Lui le ha messe così e io le ho messe così.
Allora, per chi fate riflessioni ed esposizioni bibliche, lavorate i testi in questo modo quando è necessario. Mettere le cose alla giusta distanza in modo che corrispondono. E a colpo d'occhio vi rendete conto le differenze che ci sono. Comunque grazie perché questo gli ho fatto fare un po' di salti mortali a Salvatore. E deve avere tanta pazienza con Gaetano. E questo invece sono i fogli con cui ho lavorato, ovviamente sono un po' più colorati, come potete immaginare, perché in questo modo noi possiamo vedere a colpo d'occhio il cammino che il Signore ha fatto fare ai discepoli. La prima pesca miracolosa è all'inizio del ministero di Gesù, quando chiama i discepoli. La seconda pesca miracolosa è alla fine del suo ministero sulla faccia della terra e praticamente all'inizio invece del ministero degli apostoli. È proprio lì che diventeranno inviati, perché apostolo significa inviato. Il discepolo segue qualcuno. L'inviato non segue nessuno, l'inviato ha un progetto, c'è un protocollo e si deve andare. E devi sapere dove andare, devi sapere perché vai, cosa vai a fare. E adesso scorriamo queste due pesche e poi vediamo un po' le differenze che ci sono. Gesù praticamente aveva iniziato il suo ministero, c'era stata questa riflessione e percezione da parte di tutti che Gesù parla con grande autorità. Sto parlando del capitolo 4 di Luca, sto così in grosse linee, e poi c'è la suocera di Pietro che praticamente ha una febbre impossibile, penso che non aveva il Covid però. E quindi quello che fa il Signore la guarisce e lei è una guarigione totale, non ha bisogno di fare convalescenza perché il testo dice lì immediatamente questa signora, questa sorella, questa mamma di famiglia si mette lì a servire tutti quanti. E si arriva, poi ci sono delle guarigioni anche, c'è qualcuno che è tormentato da uno spirito immondo, diabolico, e il Signore lo libera. E si arriva al capitolo 5. Leggiamo il testo. Mentre egli stava in piedi sulla riva del lago di Genesaret, e che invece nell'altra sarà chiamato il mare di Tiberiade, ma si tratta della stessa acqua, si tratta dello stesso lago, che a ogni contrada allora aveva il nome. Se voi andate nella Svizzera, per alcuni si tratta del Lac Léman, ma se voi arrivate a Ginevra è il lago di Ginevra. E non si discute, ma è lo stesso lago. Quindi fuori Ginevra è il Lac Léman. Arriva a Ginevra, Lac Léman perde il suo nome. Quindi anche da noi succedono le stesse cose. Quindi qui abbiamo stesso lago, e poi sarà a distanza di circa 2 anni e 8 mesi, 3 anni, più o meno, quello è, c'è un tempo. La folla si stringeva intorno a lui per udire la parola di Dio, bello, e Gesù vide 2 barche ferme a riva, da esse i pescatori erano smontati e lavoravano le reti. Quando montato su una di quelle barche che era di Simone, lo pregò di scostarsi un poco da terra, poi sedutosi sulla barca insegnava la folla. Come ebbe terminato di parlare, disse a Simeone: prendi il largo e gettate le reti per pescare. Simone gli rispose: Maestro, tutta la notte ci siamo affaticati e non abbiamo preso nulla. Però, secondo la tua parola, getterò le reti. E fatto così presero una tal quantità di pesci che le reti si rompevano. Allora fecero segno ai loro compagni dell'altra barca di venire ad aiutarli. Quelli vennero e riempirono tutte e 2 le barche, tanto che affondavano. Quindi proprio Simon Pietro, veduto ciò, si gettò, ricordiamoci, si gettò ai piedi di Gesù dicendo:
Signore, allontanati da me perché sono un peccatore. Perché spavento aveva colto lui e tutti quelli che erano con lui per la quantità di pesci che avevano presi. E così pure Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedeo, che erano soci di Simone. Allora Gesù disse a Simone: non temere, d'ora in poi sarai pescatore di uomini. Ed essi, tratte le barche a terra, lasciarono ogni cosa e lo seguirono. La storia la conoscete. Le cose da rilevare è che c'è Gesù che praticamente continua il suo ministero e usa una barriera naturale fra lui e le folle che si stavano stringendo. Quindi lavora in massima sicurezza. È anche una lezione per noi. Nessuno sarebbe andato a piedi nell'acqua così se non sei pronto per farti il bagno. E poi il Signore fa qualcosa di straordinario ed è proprio quello che sappiamo. È già nella barca e in questo momento è lì e gli dice a Simone, a Pietro: senti, andiamo un po' a largo e vai a gettare le reti. Ora sfida un professionista nel suo campo. Io mi sarei offeso. Ma che dici, Gesù? Ma che vuoi? Pietro lo dice in modo elegante, anche perché è un grande signore, Pietro, cioè non è soltanto quello che parte in quarta, ma ha tanto amore e rispetto per il suo maestro, ma in questo caso è per un rabbino che sta viaggiando nelle strade, e quello che fa è che per dignità ubbidisce. Signore, guarda che abbiamo vissuto un mare di stanchezza, tutta la nottata, niente. Però me lo dici tu, e questo è importante, però me lo dici tu, di avere questo concetto di rispetto, di capire chi ti sta dicendo le cose, a partire da Dio, ma anche a partire tra persone che sono intorno a te. Chi ti dice le cose? Di verificare. Nel capitalizzare le esperienze, i fatti, capire chi mi dice le cose. È degno di fiducia. La prima cosa che gli dice è che gli racconta la percezione che Pietro ha di sé. Signore, allontanati da me perché io sono un peccatore. Riconosce in un solo attimo la santità di Gesù. Riconosce con chi ha a che fare. Certo che pure la predicazione di Gesù se l'era appena sentita, non è che lui era, cioè Gesù usa la sua barca, non è, cioè noi a volte pensiamo a queste cose frammentate, cioè Pietro gli fa usare la sua barca e penso che ha ascoltato tutta la predicazione di Gesù. No, noi questi dettagli li lasciamo perdere. E quando vede quello che vede è ovvio che reagisce. Signore, allontanati da me perché tu sei tu. E il Signore invece accorcia le distanze. Non temere. Tranquillo Pietro, perché Gesù era proprio venuto per quello, per accogliere. E non temere, da ora in poi sarai pescatore di uomini. È interessante come il Signore lo lascia nella linea direttiva del suo tipo di lavoro, ma cambia obiettivi. Io mi ricordo quando c'era un periodo nel mondo evangelico che se tu eri un professionista, non so, ti mettevano a pulire i gabinetti. Era così. Se tu sapevi suonare la chitarra, ti mettevano a piantare picchetti, così almeno deformavano le mani perché così non potevi suonare. Se tu avevi una buona voce, non potevi cantare, perché dovevi imparare l'umiliazione, l'umiltà. Gesù non funziona così. Gesù sa che Pietro ha una struttura per fare quello che fa, ha una sensibilità per fare quello che fa, ha un dono nel fare quello che fa. E Gesù lo invita nella traiettoria della sua vita.
Certo, non andrà con la barca a Gerusalemme a predicare, però chi è lui, questo viene rispettato. A me piace un sacco Gesù, perché Gesù è il primo e tante volte l'unico che ci rispetta. Per chi siamo? Non ci chiede altro. Da ora in poi sei un professionista, da ora in poi userai anche la tua mente, le tue strutture, chi sei, in questa direzione. E non è un peccato essere intellettuali e non è un peccato essere di quelli che sono kinestetici o cinestetici, cioè pratici con le mani o artigiani. C'è tanta scienza da una parte e altra scienza da un'altra parte. Comunque, la questione si chiude più o meno lì, da allora in poi cominciano a seguire Gesù e ne impareranno di cose, tante. Andiamo all'altro perché sennò qua non mangiamo più oggi. Giovanni 21. Qui cambia completamente il quadro della situazione. Qui Gesù ci hanno detto che è risorto, qualcuno ci ha creduto, qualcuno non ci ha creduto, ma il Signore gli dà 5 volte un appuntamento ed è proprio questo. E loro che l'hanno rivisto e che Gesù si era fatto già vedere altre volte, allora ci credono e vanno appunto al mar di Tiberiade, stavolta c'è un cambiamento di nome e nella Bibbia quando si cambiano i nomi c'è qualcosa di importante, è un cambiamento di tappa, è un cambiamento di vita, è un cambiamento della propria storia, è qualcosa che rimarrà come cambiamento storico della tua vita. Quando il Signore gli cambia il nome per esempio a Pietro e anche ad Abramo, cioè ci sono questi, quando nella Bibbia c'è un cambiamento di nome, vuol dire che c'è qualcosa di importante da sottolineare. Anche per noi c'è un cambiamento di nome, solo che non lo valorizziamo. In Apocalisse sta scritto che il Signore ha dato a ognuno di noi un sasso dove è scritto un nome nuovo per ognuno di noi. Anche noi abbiamo un nome nuovo. Anche noi possiamo dire per noi stessi: ho incontrato Gesù e c'è stato un cambiamento nella mia vita. Se ancora non è avvenuto, raga, datevi una mossa, come si dice da qualche parte. Se è già avvenuto, buon cammino, Dio vi benedica. Leggiamo il testo e lo scorriamo ancora velocemente. Dopo queste cose Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli presso il mar di Tiberiade. Simon Pietro, Tommaso detto Didimo, Natanaele e Cana di Galilea, i figli di Zebedeo. Come vedete già siamo lo stesso gruppo di persone. Man mano che leggo le evidenziamo. E 2 altri dei suoi discepoli erano insieme, quindi erano 7 persone all'incirca. Simon Pietro disse loro, vedete che adesso è Simon Pietro, ci sono i nomi, il nome è cambiato. Simon Pietro disse loro, vado a pescare. Essi gli dissero, cioè gli altri, veniamo anche noi con te. Uscirono e salirono sulla barca e quella notte non presero nulla. Ecco, c'è un'altra notte dove non prendono niente. Quando già era mattina, Gesù si presenta alla riva, ma stavolta Gesù non è nella barca. Gesù è più o meno a 110 metri di distanza. E a 110 metri di distanza, con la notizia in testa che Gesù è morto e risuscitato, ed è uno sconvolgimento totale per il nostro cervello, integrare queste cose, a 100 metri di distanza, dopo che hai fatto una nottata di lavoro e non hai preso niente, perché se uno ha un buon profitto, rimane sempre allegro anche se è stanco, ma quando tu non pigli niente, cioè già stanno aspettando Gesù, e Pietro, lo immagino un po', lui è dinamico, non può aspettare senza fare niente. Ragazzi, io almeno vado a pescare, poi quando Gesù viene, e gli altri è giusto, che dobbiamo fare qua? Andiamo a pescare. E cosa stava facendo il Signore? Stava costruendo questi ancoraggi.
Stava costruendo delle situazioni che gli riveleranno direttamente Gesù in modo diretto e personale. E quindi sono lì, c'è di nuovo questa notte di lavoro, a 110 metri circa di distanza c'è uno sulla riva. Non so, che erano le 6 di mattina? Perché era il giorno iniziato, più o meno in Israele si iniziava alle 6 di mattina. Quanto luce c'era? C'era abbastanza, perché siamo dopo la Pasqua, insomma, forse aprile, Immaginiamoci bene, non ora, perché ora il sole esce ogni tanto quando pensa di uscire. Oggi non è uscito manco per niente, cioè ho aperto la finestra e ho detto, oh, dove se n'è andato? Si sono rubati il cielo azzurro e il sole, perché quando esce io lo vedo direttamente dalla finestra della casa mia. Quindi oggi non c'era niente. Ma lì era già uscito, era aprile, bello, azzurro, Ma nonostante ciò non possono riconoscerlo. Mettiamoci un attimo nei panni di questi qua. Quindi quando era mattina Gesù si presentò sulla riva, i discepoli però non sapevano che era Gesù. È normale? Allora Gesù disse loro, figlioli, avete del pesce? Gli risposero no. Ed egli disse loro, gettate la rete dal lato destro della barca e ne troverete. Vedete un po' come si ripetono passo dopo passo questi momenti. Essi dunque la gettarono e non potevano più tirarla su per il gran numero di pesci. Allora il discepolo che Gesù amava disse a Pietro, è il Signore. E Pietro si gettò di nuovo. Allora, prendiamo un po' di particolari qua. Quindi c'è la nottata di fatica, c'è uno che si presenta là sotto, 100 metri è come da qua all'inizio della strada, più o meno, e non gli ha detto, scusa, avete del pesce, come lo sto dicendo io? Non lo faccio perché sennò vi faccio saltare dalla sedia. Ma grida, oh, ce n'avete pesce? E gli altri, no, non ne abbiamo. Ma come da qui a 100 metri come uno si deve fare sentire? Cioè, vogliamo vivere sto Vangelo oppure no? Gettate le reti dal lato destro! Cioè, mettetevi al posto dei discepoli. Uno sconosciuto là sotto che gli grida e poi gli dai le indicazioni, però i discepoli sono bravi. Stavolta Pietro non racconta niente, buttano direttamente le reti e prendono. Pietro, è il Signore. E Pietro, perché Pietro se ne va? Perché Pietro era il peggio situato rispetto a tutti gli altri discepoli. Pietro l'aveva rinnegato 3 volte. Gli altri sono andati tutti quatti, Matteo 27, 56. Pietro aveva avuto del coraggio perché Pietro è Pietro, non è uno come tutti gli altri. Va fino in fondo, ma lì veramente tocca il fondo e non può andare oltre. L'unico che può andare oltre è Giovanni, perché era figlio di uno che lavorava al tribunale, quindi poteva entrare senza problemi, ed è l'unico che poi troviamo alla croce. Giovanni è l'unico dei discepoli che ha la croce. E quindi Pietro ha un malloppo da regolare con Gesù. Ora io mi chiedo, Pietro, quanto tempo ci è voluto che la barca, cioè lui l'ha fatta al nuoto, penso l'ha fatto, ha battuto i 100 metri, no? Sapete, le Olimpiadi le ha battuto lui, uomo di mare, e poi ci sono le barche che la barca che deve arrivare fino alla riva. Non so chi è pratico di mare di voi e quanto tempo ci ha messo, io non lo so, che io sono pratico di campagna, quindi. E mi chiedo cosa si sono detti Pietro e Gesù. Perché Pietro arriva, esce dall'acqua e incontra Gesù. È una scena che mi commuove, è una scena forte, è la scena di chi
ama il proprio Signore e l'ha tradito. È la scena di chi è stato disposto a fare le cose più importanti per difendere il suo maestro e alla fine ha tradito. Vi ricordate quando sguaina la spada stava facendo succedere una guerra per difendere il suo maestro? Eppure l'ha tradito. E il Signore non gli ha detto vai via, perché gli altri discepoli lo trovano lì alla riva con Gesù. E questo è meraviglioso. Cosa si sono detti? Ma ve ne frega qualche cosa? L'ho detta apposta questa parolaccia, non so se si può dire o no, in un linguaggio pubblico. Perché è un dialogo fra Pietro e Gesù e nessun altro. Il dolore di Pietro, il senso di colpa di Pietro, la delusione o la sofferenza è quella di Pietro, non è quella di nessun altro. E questo è rimasto sigillato fra Gesù e Pietro. Diffidate di quelli che vogliono sapere le cose vostre a tutti i costi. E nessuno degli altri gli chiede: Pietro, ma come vi siete parlate con Gesù? Niente, trovano le cose sistemate. Gesù ha aggiustato tutte le cose. Per questo poi lo può ancora interrogare e il dialogo ce lo possono raccontare, perché l'altra parte, Pietro mi ami tu, gli altri l'hanno sentita, ma questa parte non c'è, perché non l'ha sentito nessuno, l'ha sentito solo Pietro e Gesù. Ci sono delle cose, care sorelle e cari fratelli, cari ragazzi, che li sentiremo soltanto noi e Gesù, tu e Gesù, e nessun altro più. Ed è lì che incontrate ancora un Signore che ti dice: non temere. Dai, andiamo avanti. È lì che il Signore ci rileva e ci rimette di nuovo in piedi per poter proseguire. E qui ci sono i momenti più belli. Arrivano i discepoli con la barca piena e il Signore gli fa trovare già la brace con i pesci. Non so come sono arrivati i pesci lì, se è andata a comprarla al supermercato, se li ha fatti uscire dal mare così, venite, stavo siciliano, arricchitevi. Cioè, non lo so come ha fatto. Il fatto sta che c'era il fuoco, c'erano i pesci e c'era pure il pane. Questo pane che lo spezzerà di nuovo. E sarà ancora una volta un altro ancoraggio, un'altra conferma che sono con Gesù. Difatti loro stessi dicono: nessuno di noi gli chiedeva sei tu, perché tutti sapevamo che era lui. Ci ha dato i segni, era lui. Il pane per la Santa Cena, come lo rompeva mio padre, lo rompeva solo lui. Avrei potuto vedere 1000 pastori che spezzavano il pane, una volta si prendeva proprio il pane vero e proprio, si spezzava e poi si spezzavano i pezzettini e si mettevano là. Ma come lo spezzava lui, non lo spezzava nessun altro. Il pane, come lo tagliava mia madre, non l'ho mai visto tagliare nessuno. A me bastava vedere le mani per sapere di chi stiamo parlando. E qua ci sono le mani di Cristo che parlano, che raccontano chi è Lui, che danno l'identità di Gesù, questo pane spezzato. Ma Gesù non è uno che fa tutto da solo. Gesù ha scelto i discepoli, Gesù ha scelto ognuno di noi. Allora, ragazzi, dai, prendete un po' di pesce. C'è questa comunione di risorsa. Ho sentito la parola alleanza poco fa, sapete che per me è una parola molto bella, ma hanno messo le cose insieme. Gesù ha messo le cose insieme. Non erano i pesci più santi quelli di Gesù e i pesci meno santi quelli dei discepoli. No, non si è fatto questo problema. Hanno messo le cose insieme.
voi siete santi perché io sono santo, dice l'Eterno. E quando Isaia ha avuto un problema, Signore, ma come faccio che sono un uomo, insomma, che sono umano, dalle labbra impure? Cosa gli ha detto il Signore? Non ti preoccupare, ci penso io. Un angelo ha preso un tizzone dall'altare e gli purificò le labbra. Bene, pronto all'uso, andiamo. Vai a dire quello che c'è da dire. Andiamo a lavorare, andiamo. Questo è Gesù che è sempre con noi e con noi. Gesù non si vergogna di prendere il pesce degli altri, lo mette insieme e adesso si mangia. Il pane lo spezza e si mangia. Ed è qui che riaccoglie i discepoli e dopo questo riaccoglimento dei discepoli li può mandare. E vi dico così a memoria quello che succede con Pietro dopo. Sempre seguendo in Giovanni, poi il Signore decide la necessità che Pietro fosse riabilitato direttamente da lui davanti a tutti. Cioè quello che è stato discusso fra di loro mentre che la barca tornava è rimasto fra di loro. Ma il fatto che Gesù accoglie Pietro e lo riabilita e che gli altri non hanno sentito niente, non hanno saputo niente, devono sapere che Gesù lo ha riabilitato. Perché altrimenti sei sempre il traditore. Sei sempre tu, no? E quando arriva una macchia sulla nostra schiena non se ne va più. Quando ti fanno un tatuaggio evangelico, gli è finita. Il Signore non mette tatuaggi, il Signore accoglie, il Signore apre la via, il Signore è misericordioso. E ci invita a noi a essere misericordiosi, come misericordioso il Padre nostro che è nei cieli. E allora in questo atto di misericordia lo pubblica, lo rende noto agli altri. Pietro, ma tu mi ami più di tutti questi? È forte Gesù, non è che gliele ha risparmiate. Già sentirsi dire mi ami più di tutti questi, una ha voglia di nascondersi sottoterra. E Pietro no, Pietro è umile, Pietro è lì, Pietro ha appena avuto questo ristoro dal Signore e gli dice: Signore, sì, ti amo, soltanto che le parole sono diverse nel greco. Pietro, tu mi agapi più di tutti loro? E lui gli dice: io ti fileo. Quindi tu mi ami e l'altro gli risponde: sai che ti sono amico. E c'è una differenza. E quindi la seconda volta non gli dice mi ami più di loro, ma Pietro, tu mi ami, mi agapi, trasformami un po' in italianizziamo questi termini, no? Che gli ellenisti mi perdonino. Quindi tu mi agapi Pietro? E lui gli dice: e io lo sai che ti filo. E rimane in questi due livelli. La terza volta il Signore dice: Pietro, tu mi fili? È lì il colpo. Ma non è un colpo per Pietro, è una testimonianza per gli altri. Gesù sta dicendo: ragazzi, l'ho sentito come mi ha risposto Pietro. E il Signore l'ultima la domanda la fa a livello di Pietro. Pietro, tu mi fili? E lui gli dice: Signore, tu sai ogni cosa. Non gli risponde più. Gli dice: sì, ma tu sai ogni cosa. E quindi questo dialogo davanti a tutti mostra a tutti quanti che tra Pietro e Gesù c'è di nuovo la pace. Tra Pietro e Gesù non c'è soltanto la pace, perché alla prima risposta non gli dice: ma che dici? Io ti ho chiesto se mi ami e tu mi rispondi a un livello più basso.
No, non risponde in questo modo Gesù. Prende per buona la risposta di Pietro e dice: pasci i miei agnelli, nutri i miei agnelli. La seconda volta, quando gli dice tu mi ami, e Pietro risponde al suo livello, non gli dice ma che dici? Gli dici guida le mie pecore, perché i termini sono diversi. La terza volta, quando gli dice Pietro, ma tu veramente sei un amico per me? Quando è proprio a livello sul livello, e Pietro risponde e il Signore gli dice: nutri le mie pecore, le mie, sono di Gesù. Riccardo, sono di Gesù. Anziani, sono di Gesù le pecore, non sono nostre proprietà. È una cosa che devono capire tutti i responsabili di chiesa. Ed è bello come il Signore in questo modo riabilita Pietro, ma lo reintroduce nel gruppo e lo introduce al ministero, perché da qui in poi c'è un pastorato che si farà. Prima possiamo dire era nell'evangelizzazione, nel portare le persone verso il Signore. Adesso c'è ancora un cambiamento qui. Là c'era un tipo di cambiamento, qua ce n'è un altro. Adesso c'è una persona matura, adesso c'è una persona pronta a guidare le persone e a nutrire le persone. E il Signore riconosce questo e gli affida un ministero a Pietro e a tutti quanti. Che vi devo dire? A me piace questo Signore. Non ci posso fare niente, a me piace un sacco. Quando io vedo queste cose, vedo un Dio d'amore, un Dio che ci ama, un Dio che ci accoglie, un Dio che ci rialza. Ma tutto questo è avvenuto, per tornare un po' all'inizio, a tutti questi segni che il Signore ha dato affinché possa essere riconosciuto e affinché poteva sottolineare anche alla vita di Pietro che il Signore non l'avesse abbandonato. Perché ci sono momenti in cui noi non sentiamo così vicino il Signore a noi, ma il Signore non è più nella barca, è fuori dalla barca. Il Signore non è più sulla terra, è fuori dalla terra, nel senso fisico. Ma lo stesso possiamo camminare con Lui. Lui ci ha detto che le sue pecore conoscono la sua voce e Lui va davanti alle pecore. E sapete perché va davanti alle pecore? Non so se voi avete visto i greggi normali. Normalmente il pastore sta dietro. Bene, è buono così, perché abbiamo davanti a noi Cristo e dietro di noi chi ci cura. Meglio di così? È interessante. E io prego per ognuno di voi e spero che ci possano essere questi cambiamenti, queste evoluzioni, queste maturazioni, chiamiamole come si dicono in gergo, del fatto di maturare, di passare da una cosa all'altra per continuare l'opera del Signore, l'opera di Cristo sulla faccia della terra e poter essere una guida per chi ha bisogno di essere guidato, ma anche cura e curarsi gli uni e gli altri. Preghiamo. Signore, grazie perché ci accompagni durante il nostro cammino e anche ci coccoli, ci dai dei segni che li conosciamo solo noi, che li sappiamo solo noi, ma sono dei segni che ci dicono che tu sei con noi. Grazie Signore che ce l'hai promesso, che tu saresti stato con noi tutti i giorni della nostra vita e anche adesso, Signore, sei qui con noi e noi ti lodiamo, ti onoriamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo perché la tua parola ci racconta, ci spiega, ci dice chi sei e i nostri cuori sono riscaldati, i nostri cuori sono rafforzati, i nostri cuori sono restaurati in te che ci dice non temere e ci porti più avanti, non temere e andiamo avanti. Signore, grazie per la tua grazia e grazie per il tuo amore e grazie perché ci accogli così come siamo. Padre Santo, ti prego di benedire ognuno che in questo momento è qui e chi ci sta ascoltando in modo personale, così come hai avuto questo momento personale tra Pietro e te,
che ognuno di noi possa avere questo momento personale, straordinario, fra te e Lui. Che ognuno di noi possiamo vivere questa comunione intima di pace, di grazia e di rigenerazione. Signore, accompagnaci nel nostro cammino. Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Grazie, il fratello, scusate, bevo un po' se no non ho voce. Dicevo grazie al fratello Gaetano che ci ha illustrato questa storia, ci ha fatto vedere come il Signore Gesù vuole accogliere tutti quanti e che ci accoglie così come siamo. Il Signore vuole che anche noi da lontano lo riconosciamo, ci ha dato dei segni, ci ha lasciato la sua parola, possiamo leggere nella sua parola come Gesù ha insegnato sempre e come ha fatto del bene, e noi che abbiamo questa relazione personale con Lui vogliamo ringraziarlo e vogliamo continuare questo cammino seguendo Gesù come il buon pastore. E vogliamo salutare coloro che ci stanno ascoltando online con un canto che facciamo insieme e dopo ci lasciamo. E vi invitiamo a domenica prossima, se volete, negli studi del venerdì. Ci sono dei numeri di telefono, avete visto degli indirizzi email, se vi fa piacere siamo qui a disposizione vostra. Questo canto che canteremo parla di un uomo che ha chiesto qualcosa a Gesù, e questa storia la potete trovare nel Vangelo di Luca, al capitolo 9, mi sembra. Scusate che... Gesù era un uomo straniero che viveva laggiù, molto amato da tutti per le sue virtù. Ho sentito parlare così tanto di te, c'è un mio servo che muore, io so che non c'è uno che può salvare all'infuori di te. Io ti prego, Signore, non entrare da me, perché so che il mio cuore non è degno di te. Ma con una parola sono certa, Signore, tu potrai guarire questo mio servitore. Perché anch'io sono un uomo e so quello che fa, e se dico ad un soldato devi andare, gli va, e un mio servo fa questo, egli pure lo fa. Non esiste in Israele una fede così, disse allora il Signore rivolgendosi a chi stava lì ad ascoltare, e quel servo guarì. Io ti prego, Signore, non entrare da me, perché so che il mio cuore non è degno di te. Ma con una parola sono certo, Signore, tu potrai guarire questo mio servitore. Io ti prego, Signore, entra dentro il mio cuore, non ho al mondo nessuno all'infuori di te, che mi sappia capire, che mi possa guarire,
prego Signore non entrare da me, perché so che il mio cuore non è degno di te. Ma con una parola sono certa, Signore, tu potrai guarire questo mio servitore.